A una settimana dall'inizio della scuola, l'ULSS 3 conta 56 casi di positività, di cui 55 alunni e un docente. Dei 55 positivi, 18 frequentano le materne, 15 le elementari, 14 le medie, 8 le superiori. Un caso particolare riguarda la scuola primaria Cesare Battisti di Moniego di Noale, dove una classe è in quarantena per la positività di un bambino. Ma dal momento che è risultata positiva anche un'insegnante, la dirigente scolastica ha deciso in via precauzionale di chiudere l'istituto in attesa dell'esito dei tamponi, come spiega il sindaco. Quando ha saputo che una insegnante risultata positiva aveva fatto una riunione insieme a tutte le altre insegnanti del plesso, per quanto con mascherina, e una riunione non molto lunga, però oltre i 15 minuti ad una distanza a meno di 2 metri e al chiuso, ecco, il protocollo prevede che vengano considerate contatto stretto e che quindi debbano fare il tampone. Ovviamente se fanno le insegnanti non possono essere lasciati i bambini nel dubbio che qualcun altro non risulti positivo. Quindi si è venuta a creare questa situazione per cui il plesso ecco, ha dovuto chiudere. Andreotti rassicura le famiglie. È tranquillizzante il fatto che a parte questa insegnante e un bambino, tutte le altre insegnanti e gli altri bambini risultano negativi. Quindi già da domani vi sono delle classi che rientreranno a scuola. Non tutte le classi rientreranno, mi pare che un paio di classi già rientrano, le altre lunedì, solo per una tempistica diversa dei tamponi di un paio di insegnanti, però non perché ci siano ecco, casi positivi. La classe in quarantena invece rientrerà il 29 settembre come da protocollo.